Nicola Principale, arriva la seconda vittoria consecutiva, si chiude nel migliore dei modi il doppio turno casalingo. Sei soddisfatto anche della prestazione? Soddisfatto di un primo tempo secondo me giocato alla grande ritmo. Abbiamo messo in difficoltà il Mestre che non riusciva a sviluppare il gioco che sta facendo ultimamente, e non a caso è la squadra che aveva fatto più punti nelle ultime giornate, quindi molto soddisfatto del primo tempo. Secondo tempo siamo calati, abbiamo abbassato il baricentro, questa cosa non mi andava tanto bene, però avevamo speso tanto, questo è vero, però non dobbiamo abbassarci perché poi rischiamo troppo, anche se non ci sono state vere occasioni al di là della traversa, però abbiamo concesso troppo campo a una squadra che comunque gira bene palla, e ho cercato anche di fare i cambi in quest'ottica qua per dare un po' più di freschezza. Dobbiamo migliorare anche in questo, ecco, perché bisogna mantenere forza e stesso ritmo per 90 minuti per cercare di continuare a fare punti. Difficile oggi, anzi impossibile, trovare qualcuno sottotono. Nel secondo tempo, come hai detto tu, quando il Mestre ha alzato il suo baricentro e il Ciallins l'ha abbassato, ti è piaciuta la reazione? Poi il 2-0 è arrivato forse nel momento migliore del Mestre. Sì, sì, quello sicuramente ha tagliato le gambe al Mestre, è una possibile insomma, rimonta, no? Andare sul 2-0 in quel momento là ci ha ridato ossigeno e forse tranquillità. Come ho detto prima, abbassarci tanto ci stava creando delle problematiche, per cui bisognerà anche valutare il perché, perché se è solo una questione fisica è un discorso, se invece diventa una questione mentale di paura, allora là bisogna lavorare ancora. È la strada giusta? È una strada buona, giusta, te lo dirò tra un po'.